La guerra ha seminato morte e distruzione, ha spezzato il futuro di tanti giovani che, costretti a lasciare la propria terra per difendere un ideale, non vi hanno fatto più ritorno. Non c'è luogo in Italia che non abbia innalzato un'opera architettonica di valore artistico e storico a ricordo dei caduti durante i due conflitti mondiali. Per tanti giovani, privati dei loro sogni e dei loro progetti, quel viaggio di sola andata è risultato l'ultimo. Molte donne e bambini non videro più i propri figli, martiri e padri, varcare l'uscio di casa. Dietro i nomi scolpiti sulle lastre di marmo ci sono le storie che finirono e quelle di chi, nell'attesa di un ritorno, hanno sciolto le lacrime nel dolore. Ecco, tornare ai Sterzili, anche se mio padre c'è stato per poco tempo, per me è proprio il posto dove è nato, è il posto che lui ricordava anche spesso. È stata un'emozione incredibile, soprattutto il nome di mio padre su quella targa che rimarrà per sempre. E poi questa cerimonia con tanti carabinieri, con tutto questo paese, è stata veramente una cosa emozionante e rimarrà per sempre in me. Vi ringrazio. La storia di Giovanni Cabriolo Puddu racconta di un uomo nato a Sterzili il 14 novembre 1906. Un eroe, un padre, un partigiano fedele alla sua patria che divenne maresciallo maggiore dei carabinieri e che si contraddistinse per la tenacia e la determinazione con cui operò e difese la sua gente. Resistenza e opposizione al regime nazifascista, da quale venne arrestato e costretto ai lavori forzati, prima di essere barbaramente ucciso nel campo di concentramento nel 1945. Il comune di Sterzili ha voluto dare lustro alla memoria e con la collaborazione della Proloco e alla presenza dei due figli del maresciallo ancora in vita ha reso omaggio all'uomo e al suo coraggio. Erano presenti l'Arma dei Carabinieri, in uniforme storica, tutta la popolazione di Sterzili e diversi sindaci in rappresentanza dell'isola. La giornata di oggi è una giornata che resterà nei cuori di Sterzili e nella storia di Sterzili e penso che a ricordarla siano in tanti. Avete visto che c'erano numerosi bambini e bambini credo che avranno l'opportunità anche di raccontarla ai posteri, diciamo, essendo molto più giovani di noi. Sì, è stata molto bella la figura del maresciallo Cabriolo, è stato molto bello per noi scoprirlo, ci dispiace averlo scoperto molto tardi, perché in lui abbiamo potuto vedere dei valori che sono fondamentali nella società di oggi. Come ha detto qualcun altro che mi ha preceduto, dice che oggi vediamo, sembra tutto scontato, però non pensiamo che dietro questa libertà, questa democrazia che abbiamo oggi ci sono molte vite umane che sono molte persone che sono decedute, molte famiglie che hanno sofferto e hanno sofferto tantissimo. La famiglia di Giovanni credo che abbia sofferto veramente tanto, perché stiamo parlando della metà degli anni 40, quindi fino alla guerra, dove la povertà già riguardava un po' tutti. Figuriamoci una famiglia dove veniva a mancare l'unico reddito, l'unica fonte del reddito della famiglia, e dove una donna da sola, stiamo parlando degli anni 43, 44, 45, da sola si è dovuta rimboccare le maniche e ha dovuto affrontare una dura vita per dare da mangiare ai figli. Quindi io i valori molto importanti che ho visto in Giovanni sono i valori della libertà, perché lui ha dato la libertà. Lui aveva l'opportunità di parlare quando lo torturavano i tedeschi e non ha parlato, è rimasto zitto, non ha detto niente, e questa è una cosa molto bella, la dignità che ha avuto, perché lui fino alla fine, nonostante tutto, cioè a me ha colpito per esempio quando ha dato il pezzo di pane, tanto a me non servirà più, e questa cosa mi ha colpito veramente tanto. Fino alla fine ha dimostrato una dignità che è una cosa veramente che fa paura. La commemorazione solenne ha trovato nelle parole del sindaco Gianna Melis il commosso abbraccio dei familiari e di tutta la comunità. Coinvolgente ed emozionante è stata l'intitolazione della via in cui nacque il maresciallo, la storica via dei Nuraghi, che con la rimozione del drappo rosso e blu dalla targa è diventata, a perenne ricordo, via Maresciallo Maggiore Giovanni Cabriolo Puddu. La giornata si è conclusa con una grande festa e con la speranza che gli venga conferita, come degno e meritevole riconoscimento, la medaglia d'oro al valore civile, in quanto Giovanni Cabriolo Puddu, pur non venendo meno al ruolo che egregiamente ricopriva, fa parte di quei partigiani con le stellette che diedero un importantissimo contributo alla guerra di liberazione.